A Palazzo Simon Benetton di Valdobbiadene sono state presentate le opere destinate all'asta per sostenere la ricerca sul crocifisso di Pianezze. Durante l'evento hanno partecipato i curatori Roberto e Arthur Valerio, il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese, il vice sindaco Pier Antonio Geronazzo e Gino Fofano, presidente dell'ODV Tempio del Donatore. Questa sera presso il Palazzo Simon Benetton, Archivio Storico e Associazione Culturale Papa Benedetto XI, ci sarà quest'asta in beneficenza in favore di questo Cristo rinascimentale che è presso il Tempio del Donatore del Sangue. Allora, stasera abbiamo diversi artisti veneti, anche storici, come Augusto Mure, poi abbiamo il grande Simon Benetton, e poi abbiamo la Paola Rizzi, Pesavento di Bassano e altri. Poi stasera c'è anche un bravo artista che si esibisce, che canta, Enzo Legend Story. Abbiamo un bel buffet ricco. L'iniziativa ha visto l'adesione di amici e appassionati della cultura locale riuniti in sostegno di un progetto storico significativo per la comunità. Ringrazio la famiglia Valerio per questa iniziativa, ringrazio anche l'ODV Tempio Internazionale del Donatore che è riuscita a restaurare il crocifisso col Cristo al Tempio Internazionale del Donatore, scoprendo un'opera che non conoscevamo, da una storia incredibile, ancora in parte misteriosa, una datazione che porta almeno al 1400 l'origine di questo Cristo in legno. Insomma, la comunità di Valdobbiadene si impreziosisce ulteriormente rispetto al patrimonio storico-culturale che ha e che è conosciuto. Ricordiamo il Tempio Internazionale del Donatore, è un luogo del cuore Fai, è importante per la nostra comunità, per la nostra tradizione, per le nostre radici, ma è anche importante per dare valore a Valdobbiadene sotto il profilo culturale e per tutti coloro che vengono a visitarla e conoscerla. Quindi per noi è una bella occasione questa da sostenere certamente, e quindi invito tutti a visitare il Tempio e a sostenere questo recupero del Cristo del Crocifisso al Tempio Internazionale del Donatore. Allora, il Cristo che abbiamo restaurato del Tempio Internazionale del Donatore è un Cristo in legno di tiglio, mentre la croce, che ha circa 200 anni, 250 anni di vita, è di legno normale, trovato chissà dove, una croce avanzata, insomma. Ma bisogna focalizzare il lavoro fatto veramente su quel Cristo lì. Innanzitutto era un Cristo abbandonato, recuperato da qualche volontario e portato su al Tempio all'inizio degli anni 62, in particolare, quando hanno iniziato a costruire quella chiesa, la sua Pianezza di Valdobbiadene. Qualcuno ha recuperato nei magazzini della parrocchia di Valdobbiadene questo Cristo che era lì e che non sapeva che cosa fare. Nel 2020 noi abbiamo restaurato il Tempio perché era stato reso inagibile e quindi abbiamo spogliato tutta la chiesa. Quando abbiamo avuto in mano quel crocifisso che io stesso l'ho sempre visto appeso là nel nostro Tempio, ci siamo accorti che era veramente malmesso, era molto taroccato. E ci ha fatto pena. Terminati i lavori di restauro, quando abbiamo iniziato a rimettere dentro gli addobbi della chiesa, abbiamo fatto una piccola riflessione: ma abbiamo ancora il coraggio di appenderlo in quelle condizioni? Sicuramente no. Quindi ci siamo impegnati per attivare un percorso di restauro. Abbiamo coinvolto anche il FAI, che ci ha dato anche un discreto contributo, quasi il 50% del costo complessivo del restauro, un importo sempre impegnativo, almeno per noi. Comunque siamo partiti, l'abbiamo restaurato e ho ancora in mente la bellezza quando è rientrato nella nostra chiesa e anche l'emozione di tutti i volontari che erano là presenti e che l'hanno visto veramente trasformato. È diventato un Cristo che aveva
gli occhi chiusi, la bocca chiusa, in realtà ha gli occhi aperti, ha la bocca aperta, si intravedono i denti, la lingua e la cosa più particolare è che è un Cristo che sta per morire, un corpo che sta facendo l'ultimo respiro per poi rilassarsi. Quindi l'incisore, che è uno sconosciuto, è riuscito a trasmettere la contrazione dell'ultimo respiro della vita di un uomo attraverso quel legno scolpito. Guardandolo nei particolari si vedono i tendini delle braccia, le vene, insomma l'addome leggermente rigonfio, insomma, è un Cristo che trasmette un'emozione particolare. Poi c'è anche un'altra cosa da dire su quel Cristo lì, che è la storia, le credenze popolari. Bene, questa è una cosa che non siamo riusciti a documentare, però gli anziani del paese di Valdobbiadene si ricordano che quel Cristo era stato posto durante la Prima Guerra Mondiale in una chiesetta a ridosso del Piave, e durante i combattimenti venivano recuperati i corpi dei giovani di allora e parcheggiati all'interno di quella chiesa in attesa che terminasse lo scontro violento di quei giorni per poi portare quei corpi al loro destino. Ebbene, quel Cristo, secondo questa credenza popolare, ha vegliato su quei cadaveri morti durante la Prima Guerra Mondiale. E questa è una storia credibile, molto credibile, non documentabile, però che emoziona, che non può essere dimenticata, che è parte integrante della storia del popolo di Valdobbiadene.